Siamo in piazza Guglielmo Marconi a Valdobbiadene in questa giornata del clima estivo. Oggi migliaia di studenti trevigiani stanno affrontando la prima prova dell'esame di maturità 2019. Siamo davanti all'ISIS Giuseppe Verdi di Valdobbiadene. Oggi decine di studenti della Patria del Prosecuo Superiore stanno affrontando l'esame di maturità. Andiamo a scoprire insieme quelle che sono le tracce previste dal Ministero. Com'è andata la vostra notte prima degli esami? Allora, abbastanza ansiosa, però alla fine verso le 2 siamo riusciti ad addormentarci. E per te invece? Molto tranquilla, sinceramente, non ero affatto preoccupata in realtà, perché comunque prova di italiano me la cavo abbastanza. E questa prima prova com'è andata? Quali testi, quali argomenti avete scelto? Allora, ho scelto la tipologia B2, quindi era un testo, era un articolo e spero sia andata bene anche perché l'argomento non era proprio così difficile. E per te invece? Sempre tipologia B, però traccia 1, che era sui beni culturali e su se sia insomma una cosa buona salvaguardarli oppure no, se ne valga veramente la pena, e comunque era un testo argomentativo. Io ho scelto la tipologia C, che parlava della storia, la società e lo sport, e penso mi sia anche andata abbastanza bene. Ho avuto abbastanza collegamenti con cui parlare, quindi mi sono sentito abbastanza tranquillo. Beh, è stata duretta, tosta. Ho scelto la tipologia C, la prima traccia, quindi parlando della mafia, del 40° anniversario della morte della Chiesa e quindi sì, ho parlato in generale della mafia, dell'importanza della lotta contro la mafia, di partire fin da giovani e anche con progetti a scuola, lezioni, dibattiti. Quale tipologia hai scelto oggi per il tuo esame di maturità? Ho scelto la tipologia B del testo argomentativo e sul tema della bomba termonucleare e delle innovazioni. Mi sono documentata sui temi dell'attualità guardando telegiornali o tramite internet e poi ho studiato un po' tutte le materie, diciamo, ma più per l'orale che per lo scritto. Sono uscite tracce che almeno io personalmente non mi aspettavo, cioè tracce abbastanza non scontate, perché molti si aspettavano come tema di attualità l'ambiente, invece non è uscito. Però io ho fatto il tema di attualità sempre parlando del rapporto fra sport, storia e società e niente, io sono rimasta abbastanza soddisfatta, vedremo se anche il professore sarà soddisfatto, e domani seconda prova e poi l'orale e poi... A te com'è andata invece? Anch'io spero bene, perché ho scelto la traccia legata al progresso tecnologico insieme a quello scientifico e spero appunto che anche il professore gli piaccia abbastanza anche il mio modo di scrivere, come l'ho esposto, e ho fatto anche abbastanza collegamenti sia con l'attualità che col XX e XIX secolo, quindi sì, anche io spero bene. E domani appuntamento con la seconda prova, un'altra sfida impegnativa.